Platea delle grandi occasioni qui a Pontelongo in provincia di Padova, dove sorge il più importante zuccherificio italiano che fa capo a CoProB, la cooperativa di produttori di bietole. Si parla di quello che sarà il futuro della bieticoltura con ospiti importanti, il sottosegretario all'agricoltura Franco Manzato, naturalmente il presidente di CoProB Claudio Gallerani e l'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan. Andiamo a sentire che cosa hanno detto ai nostri microfoni. Eccoci con uno degli ospiti più importanti di questa giornata organizzata da CoProB. Saluto ai nostri microfoni il sottosegretario all'agricoltura, l'onorevole Franco Manzato. Allora, benvenuto ai nostri microfoni. È anche una prima con Verde a Nord-Est, per cui siamo ben felici. Allora, assessore, lei è venuto qui a ribadire che per il governo la bieticoltura è centrale ed è importante. Sì, come tutte le filiere, anche la filiera dello zucchero è importantissima, ci puntiamo moltissimo costruendo accanto a loro una prospettiva nei prossimi 20 anni, non nei prossimi 3-4 anni. Vogliamo che lo zucchero italiano sia una delle principali produzioni con le quali ci presentiamo all'estero ma anche a livello italiano, e vogliamo che la qualità sia sempre maggiore, esattamente come tutte le produzioni agroalimentari italiane dovranno essere negli anni. Vogliamo poi quindi costruire un prodotto che possa acquisire nuove quote di mercato. CoProB punta sullo sviluppo anche sostenibile con la bietola bio. C'è tanto da fare anche in Europa, sottosegretario Manzato. Sì, qualche regola deve essere modificata a livello comunitario, perché quando ci hanno messo mano probabilmente non si sono accorti che cos'era né una bietola e neanche chi ci lavorava, e quindi bisogna modificare alcune direttive, alcuni regolamenti. Però la volontà di CoProB di andare verso il bio e verso una sostenibilità del prodotto è la strada giusta, perché la qualità è quella che paga. Noi ricordiamo sempre che noi siamo il Made in Italy. Noi nel mondo siamo piccoli come quantità produttiva, ma la qualità ci viene invece riconosciuta da tutto il mondo, esattamente come la moda, come la tecnologia. Anche l'agroalimentare è un elemento determinante per la nostra economia e deve essere non solamente riconosciuta ma anche pagata. Per fare questo dobbiamo sviluppare interventi in qualità, in certificazione, in ricerca, perché i nostri prodotti siano sempre più eccellenti. Grazie a Franco Manzato, sottosegretario di Stato all'agricoltura. Ci ha raggiunti ai nostri microfoni, lo salutiamo, Giuseppe Pan, assessore regionale all'agricoltura. Allora, assessore, benvenuto. In mano a una bietola, e quindi vuol dire che la Regione Veneto è a fianco di CoProB e degli agricoltori. Sì, oggi siamo a Pontelongo per discutere sul futuro della bieticoltura veneta e intanto mostro questa bella bietola. Questa è una bietola veneta, una bietola che è eccezionale, guardate quanto bella è. Che anche perché tanti telespettatori magari non l'hanno mai vista. I cittadini non sanno neanche cos'è. Questa produce zucchero, particolarmente pregiato, con un quantitativo di saccarosio importante, ed è il motore di un'economia che per la nostra regione è essenziale. Con lo zucchero entra in tutte le catene alimentari, in tutti i prodotti alimentari, della trasformazione eccetera. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che purtroppo noi stiamo perdendo questa cultura a causa appunto ancora dell'Europa, che permette a stati come la Francia e la Germania del dumping sul nostro zucchero italiano in particolare. Ricordo che solo in Veneto e in Emilia Romagna produciamo barbabietola, ci sono rimasti 2 soli zuccherifici, e in Veneto solo questo di Pontelongo in provincia di Padova. Ecco, siamo qui oggi a sostenere questa cultura. Abbiamo parlato con più di 500 agricoltori della nostra regione, dicendo che la regione Veneto c'è, che sosterrà anche quest'anno un contributo per l'impianto della barbabietola, per mantenere i posti di lavoro a Pontelongo, per mantenere l'indotto, per mantenere una produzione tutta nostra veneta. Stiamo puntando sullo zucchero biologico, sulla coltivazione della barbabietola in maniera sempre più precisa, con l'agricoltura 4.0, le nuove tecnologie. Consumate zucchero, consumate quello veneto, e che è una certezza. Grazie all'assessore regionale Giuseppe Pani. Ci ha raggiunti ai nostri microfoni, lo salutiamo, Claudio Gallerani, presidente di CoProB.
Allora, Presidente, la vicinanza dello Stato e della Regione è stata sancita oggi con questo incontro, una platea importante, partecipata, abbiamo sentito tante esperienze e quindi che futuro ci aspetta? Noi riteniamo che oggi sia una tappa fondamentale per lo sviluppo della viticoltura veneta. Noi puntiamo a crescere in ettari, puntiamo a crescere in penetrazione sul mercato. Quest'anno partiremo con l'impianto industriale dello zucchero grezzo di Bietola, il primo in Europa, e partiremo con la produzione dello zucchero biologico con 1300 ettari, di cui buona parte anche in Veneto. Quindi noi riteniamo che la crisi dello zucchero di averla lasciata alle spalle, di poterla lasciare alle spalle, e abbiamo chiesto ai viticoltori di programmare le bietole per i prossimi 3 anni. C'è l'appoggio assoluto da parte del governo sia regionale che nazionale e anche dei nostri rappresentanti a livello Europa. Allora, abbiamo ascoltato l'intervento di alcuni dei bieticoltori e abbiamo sentito tanta passione nelle loro parole. Assolutamente sì, CoproB è percepita come un patrimonio, lì c'è scritto i protagonisti siamo noi, lo slogan di oggi è i protagonisti siamo noi, proprio i soci sono i protagonisti, ma anche i nostri collaboratori sono i protagonisti, tutto l'indotto, i contoterzisti, i trasportatori, tutti i protagonisti. Dobbiamo, ha detto bene l'assessore Pan, coinvolgere in questa filiera anche l'ultimo anello, quindi la grande industria e quindi la grande distribuzione. In questo qualcosa abbiamo fatto, ma c'è ancora tanto da fare. Io aggiungerei anche che dobbiamo coinvolgere ed informare i nostri telespettatori da casa, cosa che da qui a fine anno faremo portandovi a conoscere quella che è la filiera della bieticoltura italiana. Grazie a Claudio Gallerani, Presidente di CoproB, continuate a seguirci perché Verde a Nord-Est continua.